Ciao a tutti dalla Casa delle Farfalle. Oggi è un giorno di festa e saluto tutti quanti a casa che non sono potuti andare a fare la famosa gita del lunedì di Pasquetta. Oggi vediamo degli animali che sono già conosciuti da parecchi decenni, sono gli insetti foglia secca, gli Extatosoma tiaratum, dei fasmidi, e quindi parenti degli insetti stecco, originari dell'Australia settentrionale. Noi li chiamiamo insetti foglia secca perché somigliano a delle foglie secche. Ma bisogna dire una cosa, ogni tanto nascono esemplari di colori diversi. In realtà un po' di anni fa vennero fuori alcuni esemplari con un colore variegato che ricordava quello dei licheni. Allora si diceva che fossero specie diverse, molto rare, gli allevatori li vendevano a prezzi esorbitanti, finché qualche anno fa qualcuno ha detto: guardate che sono gli stessi animali, basta allevarli in condizioni diverse. E in effetti oggi qui abbiamo il nostro primo insetto lichene. Se noi vogliamo avere un insetto foglia secca che abbia la colorazione da lichene, basta che lo alleviamo all'interno di un box rivestito di licheni. Cioè l'animale riesce a modulare, riesce a cambiare il suo colore in risposta appunto alle esigenze mimetiche dell'ambiente circostante. Sia ben chiaro, non è che cambia colore come il camaleonte e non è neanche così semplice, perché i primi esperimenti che abbiamo fatto allevando questi animali in mezzo ai licheni non hanno funzionato. Quest'anno è la prima volta che funziona. Quindi qui abbiamo due insetti foglia secca, anche fratelli ma totalmente diversi. Adesso li chiamerò Extatosoma, che è il nome del loro genere, così non rischio di confondervi le idee. Altra cosa interessante è il fatto che questo, come altre specie di fasmidi, possono riprodursi per partenogenesi. Cosa vuol dire? Che se la femmina in natura non incontra un maschio, può riprodursi asessualmente, cioè come una sorta di clonazione. Produce delle uova e dalle uova nascono delle copie di se stessa. Quindi se una femmina invecchia senza potersi riprodurre con un maschio, allora si allunga la vita in qualche modo, come producendo uova appunto partenogenetiche e producendo delle copie di se stessa, nella speranza che le sue figlie / cloni abbiano più fortuna di lei e incontrino il principe azzurro. Un'altra cosa che vi faccio vedere oggi, visto che siamo sotto le feste di Pasqua, sono le uova. Come vedete, anche queste sono mimetiche, sembrano dei semi, sono molto rigide e la femmina le lancia proprio al suolo. Ci mettono diversi mesi per svilupparsi e da qua escono i piccoli Extatosoma che durante la prima fase dello sviluppo sono identici a delle formiche rosse e corrono anche come delle formiche. I piccoli sembrano formiche perché gli animali evitano le formiche come noi, perché pungono. Nel momento in cui l'animale fa la prima muta, cambia colore, diventa mimetico, non corre più come una formica e diventa lento come un bradipo. Perché? Perché i movimenti lenti sono quelli che non fanno percepire la presenza dell'animale ai predatori. Qualcuno mi ha detto: ma è un animale che si può tenere a casa? Certo, è uno degli animali più semplici da tenere. Io non vedo l'ora di vedere mio nipote, ne gli voglio regalare uno perché è una grande esperienza allevare questi insetti. Ovviamente sono tropicali, quindi vanno tenuti in casa, e mangiano rovo, è una pianta comunissima in tutto il nostro territorio ed è anche sempreverde, quindi è un animale estremamente semplice da tenere. Qualcuno mi ha anche chiesto: ma se fugge, se mi scappa, c'è il pericolo che poi diventi un animale infestante, visto che è un alieno, come hanno fatto le nutrie, o come hanno fatto i ratti, o come hanno fatto gli umani, noi, perché vi ricordo che noi siamo di origine africana e abbiamo colonizzato l'Europa tanto tempo fa. In realtà questi animali, anche nel caso fuggissero, non potrebbero mai sopravvivere al nostro inverno, come la maggior parte degli organismi tropicali, perché uno dei fattori più limitanti dei nostri ambienti naturali, quelli europei, quelli dell'Italia anche, è il
il clima freddo dell'inverno. È il problema che molti organismi, la maggior parte, non riescono a sopravvivere al congelamento. Quindi se le temperature vanno sotto zero, tutti questi animali morirebbero. Adesso ve li faccio vedere più da vicino. In realtà adesso lo prendo in mano per far vedere anche, come vedete, rimane immobile perché giustamente un insetto foglia secca, se si muovesse, tradirebbe il suo, si tradirebbe, e io capirei, se fossi un predatore, che in realtà non è una foglia secca. Vi ringrazio per aver assistito a questa grande esperienza e niente, quest'anno niente festeggiamenti bizzarri o cosa. Beh, in realtà penso che forse questo sia il festeggiamento più bizzarro che io abbia mai fatto. Ci vediamo la prossima volta dalla Casa delle Farfalle. Un saluto anche da parte dei miei animali che non mi possono sentire perché sono sordi, nel senso che questo tipo di animali non comunica con i suoni e quindi non hanno le orecchie, perché a loro non servirebbero, e sentire quello che io sto dicendo a loro proprio non interessa. Quindi ciao a tutti di nuovo e buon tutto, alla prossima.